Raga, ciao a tutti del comandone veneziano, riprendiamo con Card Shop. Oh, finalmente comprano anche roba, la roba nuova, godo. Molto bene. Io qua però devo che spacchettare, raga. Comunque, aspetta, arrivo a 90. Dopo è chiaro che vorrò andare un po' avanti anche da solo perché vorrei giocare questo gioco, però... Bisogna spacchettare, fe. Ok. Vai. Bella. Non troviamo niente di meraviglioso. 4 euro. Diciamo che finora sulle carte speciali non ho trovato... quelle rare non ho trovato niente. Oh, 20 bombe. Appena detto. Quindi basta lamentarsi. Niente di eccitante. Ho visto comunque cose inenarrabili con carte dal valore mostruoso, eh. Ma quanto ha preso quello? Scusa, adesso arrivo. È l'ultimo, credo. 4 euro, va bene. Ok. Ho bisogno di qualcuno alla cassa, però. Che voglio spacchettare. Che a me la cassa 112. Che spaccia, godo, godo, godo. Questo è un po' un tirchiotto. Questo mi fa godere. Però nessuno mi compra il... non capisco il perché. Aspetta. Box. 9 euro. Nessuno mi prende il box, devo capire il perché. Allora, vediamo. Carte... Non penso per il costo. Forse ancora una clientela un po' così, forse. Boh. Mettiamo il problema a 6 euro. Bisogna tentare. Vai. Altro box. E i box vanno via, eh? Non capire cosa va via di... No, che cazzo. 9 euro. Allora, i box fumati proprio. E box fumati. Ok. Allora, mettiamo un po' di carte, mettiamo 20. Quelle in doppia cifra possiamo metterle. No, basta. 20 euro. 25. Queste me le faccio pagare, 14. Basta. Avevo tutto. Boh. Mi dica, oh, vedi, devo solo abbassarle. Ok. Buono, dai, quanti soldini che abbiamo adesso. Tra un po' investiamo ancora, 12 euro. Perché vorrei mettere quello i pacchetti base là, sinceramente. Ho dei progetti, dai, ho dei progetti. Allora, aspetta. Tabulatore, ordine. Adesso no, ho sbagliato come sempre. Prendiamo un altro di questi. Ok. Grazie caro. E lo mettiamo qua. No, anzi, aspetta. No.
Ok, preciso. Bene. Così spostiamo. Ah, vedi, qualcuno mi ha scritto che li potrò mettere anche sopra, grazie. No. Ok. Ma guarda sta gente, ma... È caro, affanculo. Grazie a chi mi ha scritto di metterlo anche sopra. Sono un po' la gente a non lavarsi, cioè... 13 euro. Bene. Allora, qua adesso facciamo un bel ordine. Allora facciamo... Però le licenze, ce le devo avere tutte le licenze. Bene. Ora prendiamo uno solo. Così ho in 64. Ok, me ne basta uno di questo. No. Uno di questo. Poi mettiamo questi 2 e 2. Ok. Qua aspettiamo per capire un po'. Buono. Arriviamo a 100. Oh, ci siamo. Godo. No. E vabbè, ciao. No. Sono una VIP. Aspetta, scusate, raga. Ok. Buono. Qua sono le 9. Fuori dei maroni. Faccio le cose al buio così risparmio. Quello da 8. Ok. Buono. Questi ho visto che vanno via. Bene. Abbiamo le carte un po' del cazzolino. Poi, scusate. Le cazziamo qua. Ok. Bene. No. Scusate. Dov'è fuori dalle palle, però? Aspetta. Vai, scusate. Ma unici soddisfatti perché? Bravo. Un altro box. E lo piazziamo qua. Ok. E ok. Perfetto. Allora, adesso ragioniamo. Questi me li spacchetto. Vai, spacchettamento selvaggio. E qua ho trovato quella figa. 6,40, non male. Diciamo che dopo la super spacchettata sta trovando un po' meno, eh. Su
quelle base vorrei tenerle un po' di meno, sinceramente. Beh. Avevo letto 10 euro. 12 euro, già meglio. Ecco, sorry. Madonna, oh, bene, bene. Sì, però non potete incazzarvi perché c'è un po' di coda, dai. I box vanno via come il pane. 9 euro. Ok, ciao. Non ho più missioni, però, eh. Finiamo con la spacchettata. No. Ok. Vai. Dopo vorrei finire di spacchettare, diciamo, queste che ormai le ho tutte. Non trovo qualcosa di carino, ma devo dedicarmi ad altro, alle rare. Va bene. Spacca 11, spacchetta 11, 100 card, 100 pacchetti. Sono un po' compulsivo. Vedi, ho 14 euro, buono. Io ho bisogno di un cassiere proprio, cioè... È la cosa che mi sta più sulle palle. Ora che bei, faccio gli ordini. E mi spacchetto e metto le carte, faccio le cose fighe io. Vado. Mamma mia. No, forse ho dato un euro in più, Ok. Vai. E le carte si vendono, le carte si vendono anche a 5-6 euro in più. Questo è positivo. Questo è molto positivo. Ok, questo lo buttiamo via. €2. Ciao. Allora, mettiamo un po' di carte, 14 bombe. Andiamo a 18. 12 euro. Andiamo a 16. 12 euro. Questa mettiamo a 15. Dobbiamo far vedere che siamo buoni. 11 euro. Questa è figa, però. Andiamo anche a figaggine. No, basta. $38, che sbaglio. Tiro moneta e fancuore. Qua abbiamo... Questa com'è? Mettiamo a 8, dai. Questo è lo stesso. A 8, ciao. Cazzo, mi ha già preso carte, oh. Neanche il tempo... Buono, buono, buono. Ok. Me la volevo fare. Ma non me le piglia più nessuno quelle adesso, spero di no. Vediamo se posso prendere un reclutare. Da che livello? Livello 10. Adesso raga, vado un po' avanti da solo, ci becchiamo tra qualche giorno. Allora raga, siamo avanti di un giorno e qualche ora, vedo che queste non le prendono più, le ho messe anche in sconto, ma proviamo a metterle... Prezzo di mercato 3 euro, ma... Non me le compra più nessuno, forse una volta che cambio la gente non ha più voglia. I box mi vanno anche via, ma le carte no. A questo punto spacchetto. Quindi me le spacchetto tutte, cazzo.
Infatti box, vedi box, sì sì, allora dai. Buon che le carte ormai sono andate. Ottimo. Adesso la mia idea è che alla fine giornata di stare un po' di più per ricaricarmi tutto. Faccio adesso gli ordini solo a fine giornata. Per vedere che cosa vendo e cosa no. 31. Ok. Per le bollette come siamo? Devo pagare qualcosa? Ok, che mi spaccano i maroni. Oh. Livello 8 per 100 euro abbiamo, non tantissimo sinceramente. Adesso voglio spacchettare quelle, ma facciamo a fine giornata, dai. Cosa? Ah, vanno ancora allora i pacchetti. Bisogna solo avere un po' di pazienza, allora. Sì, perché con i pacchetti là ormai, secondo me, ha anche poco senso spacchettarli. Noi vogliamo la ciccia. Oh, sarebbe bello capire se c'è richiesta di determinati pacchetti rispetto ad altri. Questo non lo so se c'è sta cosa. Ok, carte non ne ho più però. Ok. 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 Allora, 6. Beh, questa è figa. 10. 10. Questa 9. 8 e 8. Sorry guys. Buono. 10 euro. Allora, raga, è finita la giornata. Allora, va bene, 1100 euro. Abbiamo visto che... Intanto prendiamo un tavolo in più. Che serve? Buono. Qua abbiamo visto che avevamo venduto queste mele piglio, ce le spacchettiamo. Buono. E dopo comunque almeno il per uno delle carte vorrei tenerlo. Dopo è chiaro che è difficile di quelle grosse avere un per 2, per 3, però non si sa mai. Bella. Cazzo, trovo di più su queste. È pazzesco. Adesso ne tengo solo uno scatoletto di queste qua. Anche se in realtà le trovo. Però vedo che ne vendo meno. In caso dopo me le prenderò per spacchettare. Qua facciamo uno. Qua abbiamo... ok. No. Ok, sono un attimo reciso. Ma qua chi petta? Preferisco che la gente non ci sia quando spacchetto e faccio i cazzi miei. Ok, giorno 8. Adesso lasciamo un po' piuttosto... Ok, terzo tavolo. Però qua la gente va via perché puzza. Però da quello che ho capito c'è la possibilità di prendere un qualcosa per non far puzzare più la gente. Una specie di robo, che ne so. Ok. Perché non va? Boh. Che palle però. Non cambia niente credo. Non c'è... Ah, per lo spazio, ok. Ma lo metto così. Boh. Poi, allora, abbiamo detto 1. E la facciamo. Ordine. Uno di questo. Poi qua voglio la licenza di questo.
Poi andiamo... 2 scatoloni di questo. E andiamo, basta. Ok. Perfetto. Sono ancora deciso se fare la cosa con la gente ancora... Ah, giusto, scusa, sorry. Vabbè, mettiamone un po' qua. Ok. Bene. Sì, però... Ok. Ah, vedi, posso fare... Boh, l'orario comincia quando apro, bon. Adesso ho capito, allora lo faccio la mattina appena arrivo, perfetto. Boh, mi sono capito io, ragazzi. Perfetto. Qua ho fatto quello che volevo fare, anche se solo uno in realtà... Cos'è che ho? Lo spacchetto, allora dopo. Lo spacchettiamo e chiudiamo. Buono. Devo arrivare al livello 10, fioi. Anzi, vediamo di arrivarci insieme. Un po' a giocare. Ok. E vaffanculo allora. Spacchettiamo un attimo questo. Vai. Buono. Cazzo. Oh, su queste non trovo niente di eccitante. Ok. 2 euro, bene. Questi pacchetti sono proprio una merda. Bella. Sorry. Spacchetto. Vedi, questi vanno ancora via, sì. Un po' ne prendiamo sempre. Comunque le licenze me le prendo tutte perché le voglio tutte. Buono. 54 e godo. Ok. Ok. Vai. Niente. Ma ci sono carte buone? €6. Boh, ciao. Ok. Avevo tutto, non le vendo queste, che sono prezzi troppo alti, va bene, sbatter cazzo. Ok ragazzi, siamo al giorno 9, siamo ancora a livello 9, adesso qua ho fatto un bel po' di ordine, infatti per quello non ho soldi, perché io voglio spacchettare un bel po' di questi insieme. Per il momento è chiuso, quindi l'orario non va avanti, adesso si spacchetta. Quindi almeno non ho palle. Bella. Mamma mia. Finalmente. Adesso volevo esporre solo le carte veramente big, sinceramente. Questo è il mio obiettivo. Ma troveremo qualcosa di figo?
sta espansione è una merda però, eh. Mamma mia. Veramente espansione ridicola. Niente da fare. Questo sta qua non si trova one cazzo, di grosso. Ascolta, tanto qua facciamo, vediamo un attimo. Allora, no. Ok, mi sono preso i box, adesso preparo tutto fino a stai spaccare i coglioni. Allora qua, vediamo un attimo. Prezzo di mercato 37. A 40 te lo vendo questo. Ok, 40. Qua siamo ancora messi bene, qua non abbiamo... vabbè, qua aspettiamo. Volta dai, entrate, non rompete i maroni. Devo trovare un po' di carte quaffie, perché non è possibile che non troviamo nulla. Cioè, è inconcepibile non trovare nulla sui box rari. Ho avuto proprio fortuna a trovare... Dobbiamo arrivare al livello 100, cioè al livello 100, al livello 10 così assumo qualcuno. Questo è l'obiettivo di sto video. Bello. Non si trova niente. Mamma mia. Oh, sto pagando qui 100 euro di carta. Scusami. Mi sono un po' complicato la vita. Ho dovuto mettere i rotti anche. Conviene, secondo me. 720. No, 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 no. 7. Ok. Buono. Qua continuiamo a spacchettare. Mi trovo meglio sul pacco, sul coso base. Non insistere, per le probabilità dobbiamo trovare. Niente. Non ci siamo, Beppe. Eventi. Vendo molto meno, però ho aumentato leggermente. Già sta gente spacca i maroni. Incredibile. Dai, che piano piano si comincia a lavorare. Bravi. Dai, Dio, è così costoso. Ma cosa è costoso? Dai, porca miseria, spegni si skate. Spendi sti skate. No, scusa, 5,60. Oh, finalmente non registrando una carta da 31 euro, bene. Ne ho trovata anche una da 26. Quando spacchetto devo registrare, ho capito. Devo arrivare a sto
130 missili. E godo, e godo, e godo. Finalmente, cavolo. Però quelle rare dobbiamo metterle in vendita. Non posso accumulare robe anche qua, è un po' ridicolo. Allora, prendo questo però e lo mettiamo qua. Ok. E qualcuno me l'ha preso. Vedi. Qualcuno... Oh, eccolo qua. E mi piglia un bei soldoni. Non aver pazienza. 5. Ok, spacchettiamo. Buono. Dai, che c'è 30 euro di carta, sono buoni. Ok. Ok, questo lo lasciamo qua. No, però chiuso. Boh. Ok, qua è l'ultimo box. I box stanno andando via. Ok. Andiamo a mettere le carte. Allora abbiamo 103, ma questa. Prezzo di mercato 130, ma non mi interessa. 140. Vediamo se la vendo. Vediamo dove posso 31 euro. Mettiamo 40. 26. Qua voglio essere buono. Mettiamo 30. Solo le big voglio mettere 17. Mettiamo 22. 16. Mettiamo 20. Mettiamo quelle sopra i 20 almeno, dai. Queste fanno un po' cagare. Luce. Dai. Dobbiamo arrivare al livello 10. C'è poca gente, spacchettiamo. Vediamo, sono prezzi troppo alti per le carte, sono curioso. Secondo me il facoltoso lo trovi sempre, quello che li spende. Cioè il cumendone della situazione, non facoltoso, ma pazzoide che spende lo trovi. Beh, 12 euro. Abbastanza bene. Buono. Buono un cazzo in realtà. Sì, ma questa 12 euro. Boh. Non lo so, aspetto un po', voglio accumulare. Ho bisogno di accumulare, ragazzi. Sapete, sono un accumulatore. Oh, vanno questi, eh? Attenzione, No. Questi vanno, signori. Ok. Vediamo. Ciao. Sono sempre incazzati, Boh. Qua siamo vicino al livello 10, a sto punto andiamo avanti. Allora. Facciamo una spacchettata. 105 missili! Buono. 39. Vedi che così non vanno a loro i soldi, ma vanno a me.
Siamo a livello 10 ormai. Ok, buono, mettiamo qua 105, 100, 112 proviamo. Io ci provo ragazzi, cioè se va male abbassiamo. 39, questo possiamo piazzarla a 45. Prezzo di mercato 12, no, ho sbagliato. Se la rivoglio io. Bene. Ora come ordine. Prendiamo 2 box. Prendiamo 2 singoli. E 2 box. Allora. Dopo apriamo. Allora. Di base ne abbiamo ancora. Prendiamo 2 di queste. Qua a livello 12 che non possiamo. E 4 di questi. Vai. Perfetto. Messo ricarico, mi piace fare così. Fare cose ordinate. Almeno finché non ho il coso. Il mio negozio deve essere sempre ordinato e rifornito. Buono. Qua abbiamo un pacchetto. Ok, direi che adesso possiamo aprire. Ah, non posso, aspetta. Ok, perfetto. Ah no, cosa c'è ancora? C'è qualcosa? C'è qualche cosa? Ho vinto qualche cosa? Ho vinto qualche cosa. Ma questo gioco mi sta prendendo, cioè, è grave. È grave la situa. Qua ho preso la cazzo, qua mi sono riempito un po' troppo, forse. Che aprire un box intero anche no. Vai. E queste singole, che però anche qua ho idea di avere esagerato. Vabbè, ci siamo, ci siamo. Vai, 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 vai. Ottimo, direi. Non c'ho più niente, ciao. Adesso arrivare insieme a voi a livello 10. Siamo vicinissimi. Però le carte qua non si vendono. 100, sono tanti soldi, cazzo. Dai, proviamo. Prezzo... no, però i coglioni. Prezzo di mercato. Però sarebbe giusto, eh. Quindi non come vedi, cioè, se... vorrei che fino al 10% posso spingermi. Proviare. In caso lo abbasso. Sì, tutti non comprano un cazzo, però secondo me, ripeto, devono arrivare quelli facoltosi. Vediamo, me lo dice l'11%, scusa, vuol dire che il gioco ti dà questa percentuale, secondo me. Dai, che andiamo. 120. Buono, e siamo a livello 10. Soldini forse ne abbiamo. Reclutare. Ah, solo questo. Velocità di pagamento lento. Mi serve quello però. Perché è livello 15 l'altro. Vai. L'ho assunto per non più skate. Adesso arriverà. Boh. Non è questo? Oh, ma quando cazzo arriva?
riforniamo. Ok. Ma il mio... Ma arriva sto stronzo o no? Ok. Mamma mia, sti qua. Sono veramente clienti della sboba. Cosa manca? Oh, i box. Questi box vanno che è una meraviglia. Oh, quanto mi danno? 142 bombe. Ciao. No. Vedi, vedi, vedi. Ma dov'è il mio... Eccolo qua. Registratore di cassa, scaffale di fornimento. Vai. Stammi là e non rompere i maroni. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Qua siamo belli pieni. Ok. Adesso ci pensa lui, perfetto. Buono raga, sotto il conte veneziano abbiamo assunto il nostro primo ragazzotto e godo come un porco. Gioco bellissimo. Ciao!